su tutte le parti, come dicevo, economicamente, tecnicamente, tatticamente sarebbe il profilo giusto, benché poi se metto il cuore dentro un argentino a Napoli fa sempre piacere, quindi o Garnacho, ma se Grova come seconda soluzione mi piacerebbe. Anzo, grazie mille, buon ritorno a Milano. Grazie, alla prossima, ci vediamo magari la settimana prossima che scendo giù. Noi saremo fuori dalla tribuna, quindi vienici a trovare. Perfetto, ciao, Anzo. grazie. Buonanotte. Allora, come ti chiami? Danilo, Danilo, tifoso del Napoli ovviamente. ovviamente. Tu vivi qui? Sì, Quindi come esulterai lunedì in classe con i tuoi amici atalantini o tuoi amici in generale atalantini? gli dirò che ho visto una bellissima partita e che, visto che anche molti miei compagni l'hanno vista qui allo stadio, gli dirò che la prossima volta dovranno avere dei giocatori un po' più forti e di impegnarsi. Come sei sportivo, gentile ed educato, ovviamente, quindi bravo. Danilo, quanti anni hai? 12. 12. Chi è stato il giocatore che più ti ha sorpreso questa sera al Gevis Stadium? Allora, questa sera mi ha sorpreso molto Neres, che ha fatto proprio una bella partita, soprattutto l'azione che ha portato al 2-1, perché Neres ha proprio dato una bellissima palla ad Anguissa, che è riuscito a fare un bellissimo assist per Politano. Verissimo. E ti aspettavi questa vittoria? Prima il Napoli sotto 1-0, poi rimonta, poi 2-2, sembrava ormai destinata al pareggio, invece Big Rom ha sorpreso tutti, no? Che ne pensi? Sì, infatti proprio Lukaku purtroppo è stato fermo e stanco tutta la partita, perché è proprio un grande omone ed è stato, diciamo, un po' Marcato bene da Ian. sì, però è riuscito comunque all'ultimo a fare gol. Danilo, buonanotte, grazie per essere intervenuto. Vuoi chiamare però anche i tuoi amici, genitori, così vengono anche loro? Venite tutti quanti, venite, non potete esimervi, venite. Tu come ti chiami? Valerio. Valerio, e sei il fratello di Danilo? No? Sì. Gli assomigliate, tu invece sei? Il papà, Sergio. Sergio, e tu? Io Fiore, un collega di lavoro. Collega, amico, con sciarpa partenopea, vedo. Ovviamente. Parto dal piccolo, chi ti ha sorpreso di più? Tuo fratello ha detto Neres? Tu? Neres, sì. Primo tempo devastante di Neres, i primi due gol, tutti e due venuti da una sua invenzione, ma ti chiedo a te, Spinazzola, ti aspettavi che col suo ingresso cambiasse il secondo tempo da così a così e poi da quel lato venisse poi il cross per il 3-2? No, non me l'aspettavo, ma è stata quella la sorpresa più bella. E siamo primi, quella è la cosa più bella di tutte. Quella è la cosa più Voi bella. vivete qui? Quindi avete anche voi colleghi atalantini, immagino? Certo, tutti. Sentivo stamattina dal Club Napoli Bergamo Azzurra che secondo loro gli atalantini nelle ultime settimane avevano un po' abbassato la cresta, tra virgolette, rispetto ai fasti di novembre-dicembre. Da lunedì, secondo voi, come si risveglieranno in ufficio da voi o per strada al bar? Guarda, avevamo dei colleghi, un collega che è andato via però, perché è andato via, esatto, non era molto contento, non era molto soddisfatto di come è andata. La settimana perfetta in vista di Napoli-Juve, che è la partita delle partite. È la partita, no? È la partita. Purtroppo siamo lontani. Hanno anche vinto, quindi speriamo che dopo tanti pareggi arrivino tranquilli. Scarichi. Ti aspettavi il Napoli a 50 punti dopo l'esordio in campionato Verona-Napoli 3-0, ti aspettavi adesso di essere a 50 punti più 7 sull'Atalanta, attualmente più 4 sull'Inter. No, è stato un miracolo. Il nuovo allenatore. Di miracolo, il nostro amico, giusto? Il nuovo allenatore. E detto questo, dato che ci sono anche altri amici, io vi ringrazio. Lunedì tu e Danilo fate una scuola, non so, andate con la maglia del Napoli, che dite? Esatto. Sì, Bella sì. idea, dai. Grazie. Buonanotte. Forza Napoli. Buonanotte ragazzi. Ciao. Buonanotte anche a te Danilo. Venite qua. Allora, Marco, Massimo, vieni qua. la. Euforia. Euforia, Giustificata. Oh Marco, quando ci conosciamo? Ormai quasi un Anni, anno. sì. Quasi 2 anni. 2 anni. Euforia giustificata. Ma questa vittorie così ti fanno Dice star Paolo, ti fanno bene. piangere.
ti fanno dire che è bello seguire il Napoli, non fa niente tutte le sconfitte che abbiamo subito, non fa niente. Però oggi che goduria, che partita. Ma che partita, ma di tutti i calciatori, Politano, non ti dico. Juan Jesus, ma tu hai capito che partita fa? Ma più che altro, subisci il gol dell'1-0, poi rimonti, poi subisci un altro gol. Poi Lukaku che non fa niente perché fino a quel momento fa la capoccia che un melone di fuoco, a 80 va giù. Com'è? Un melone di fuoco. Sarebbe ancora un melone di fuoco. Ah, che è rosso giustamente. Esatto. Comunque detto questo, tu l'hai detto, vai sotto, la ribalti, ti agguantano il pareggio, là passi di un vantaggio, c'ha una sola risposta, voglio, è inutile che ci prendiamo in giro. Antonio Conte. Antonio Conte. E Antonio Conte ha trasmesso una mentalità a Che questa si era squadra. persa. Esatto. E anzi, forse Napoli- più di quella del Napoli di Spalletti. Chi viene a vincere qua in questo modo è una grande squadra. Il Real Madrid ha vinto così, in questo modo 3-2 qua, giusto? Allora, poi ti dico, l'Atalanta ha fatto una grande partita. Assolutamente. Ci ha messo sotto per buona parte della partita, però non ci siamo smontati. La cosa bella, non ci siamo smontati. Allora, perché sul 2-2 invece di arretrare abbiamo avanzato, sul 2-2 Spinazzola ha fatto il cross, o melone di fuoco. L'Anguria che... L'Anguria, il melone di fuoco comunque è stato bellissimo. Io sono del 72, quindi tengo quasi c'ho 53 anni. No? Stati benissimo, Massimo. Grazie. E comunque non dico che mi è scappata la lacrimuccia, ma mi sono emozionato. Vedo gli occhi lucidi in Io sono effetti. 40 anni che tengo abbonamento in curva B a Napoli, ce l'ho ancora conservato dai tempi del Dios, perché la prima volta che sono andato a San Paolo avevo 6 anni, ma oggi mi sono emozionato come se fosse la prima volta, cioè è stata una cosa bellissima. Però voglio lanciare un messaggio, Marco, voglio lanciare un messaggio a tutti questi max media che dicono che Bergamo è razzista, Bergamo odia Napoli, Bergamo ce l'ha. Io non ho portato mio figlio perché tenevo paura. Oggi sono venuto qua, io e Carmine abbiamo vissuto una giornata splendida. Abbiamo mangiato, brindato insieme ai tifosi dell'Atalanta e poi c'ho dei video che poi Ci mostrerai. vi mostrerò e tutto quanto, che dicono che tutto questo è una cosa mondiale. Bergamo non odia Napoli. Poi gli sfottò io oggi ho sentito dal settore odio Bergamo. Quindi se anche a Bergamo cantano odio Napoli è uno sfottò. Ci dobbiamo dire anche questo. No, bisogna essere onesti su questo. Però tutto questo razzismo a Bergamo che tutti quanti lo sanno, io oggi non l'ho visto. Tra l'altro prima è venuto un tifoso dell'Atalanta qui a fare i complimenti per la vittoria, quindi Yuri è venuto qui. Carmine ha una telefonata in arrivo. Rispondi. Mi hanno visto e quindi mi telefonano. Se stanno guardando facciamo proprio in diretta. Se stai guardando sul Calcio Napoli 24 ti faccio la saluta, i saluti. Se stai guardando, ma ti metti più voce, ti faccio intervenire in diretta. Aspetta un attimo. Vai Nello, vai. Nello spallone, via. Allora, dalla Svizzera mio cugino Nello. Nello, che partita è stata? Nello, dai, dalla Svizzera. Nello. Vabbè, avrà detto qualcosa di positivo, spero. Comunque, Aspetta che traduco io, tipo cosa stai dicendo? Ragazzi, voglio fare un saluto al mio amico Salvatore La Monica che stasera ha sofferto davanti alla TV. Siamo ancora vivi. quindi Un saluto per il Napoli, ha fatto una grandissima partita, finalmente ce la giochiamo anche quest'anno dopo il brutto anno dell'anno scorso. no, è Salvatore Napoletano, ti fa l'altra squadra. Secondo te? No, come hai detto, ha sofferto, siamo ancora secondo vivi, te? quindi non tifa Napoli. E per chi tifa? Per i bianconeri. Bravissimo, Quindi quindi ci vediamo sabato vincerà, però è il suo giorno, sta soffrendo, lì di solito va in ristorante quando gioca al Napoli, però invece stasera l'ha vista la partita. Salvatore, ci vediamo sabato al Maradona. Ciao, grazie. Ciao. Che bello. Comunque il fatto che dicevi che partita è stata, io la racchiuderei e prendo una frase di un mio carissimo amico Alfonso Caiazzo, che saluto, che lui dice sempre, un malato del Napoli pure lui, che lui dice sempre questo Napoli è da libero cuore. E quindi io lo saluto e oggi è stato un Napoli da libero cuore. E a proposito di libero cuore, con questa soluzione che si è quasi inventato Conte, perché comunque Spinazzola ha fatto la sua carriera l'ala. Bravo, Secondo te a questo punto ha senso spendere tanti milioni per quel ruolo
oppure si prova un Jeremai della situazione, ovvero un giovane dal Deportivo La Corugna che paghi poco e te lo pigli così, giusto per fare numero, perché a questo punto se le rotazioni sono entrate in certi meccanismi ben oleati, con Spinazzola che se entra fa questa cavolo di partita così positiva. Intanto a proposito di odio, quel coro che dicevi lo stanno cantando adesso nel settore ospiti i 1300 tifosi che sono ancora all'interno, poi mostreremo tutta l'uscita perché sarà un bel deflusso. Non ho visto quest'odio io ero insieme a loro, mi sono abbracciato e ho brindato con loro. Forse come diceva Aniello nel pre-partita, senza gli ultras presenti cala tutta l'astio. Però io penso che il Napoli, cioè io rispetto per gli ultra perché io li amo, sono stato ultra da bambino e li amo e li amerò fino a quando il mio ultimo sospiro. Però sicuramente sì, questa parentesi che tu hai aperto, forse uno si ammorbidisce un po' perché quella rivalità degli ultra quasi spariti oggi, esatto, più che ammorbidito, quasi inesistente. Sul fatto di Spinazzola, secondo te a questo punto ha senso? Spinazzola è una grande mossa di Conte, investire oppure no, io penso che Spinazzola è il nuovo acquisto del Napoli. Paradossalmente sì, perché Spinazzola a centrocampo fino ad ora, fino a dicembre non è che avesse... Era un ex giocatore, diciamolo, no? Dicevamo ormai dopo l'infortunio non si riprende, però che è successo? Che a Firenze oggi ha dimostrato che Spinazzola è un grande acquisto, quindi per me Spinazzola ci sta, cioè poi durante una partita del genere dove tu stai subendo dal lato di Lookman cosa fa? Conte toglie Neres dal lato così opposto e mette Spinazzola. Infatti io parlavo con lui di questa cosa, non l'ho capito perché stiamo soffrendo Lookman è arrivato il gol. Cosa ho detto io? Ho detto no, Spinazzola ha fatto la sostituzione giusta. Oh, a culo, non è che sono allenatore. Il nuovo motto di Lukaku, quindi abbiamo detto o melone fuoca. Sarà il trend fino a fine maggio quando finirà. O melone fuoca, è sciuto russa. No, non lo sapevo. O melone fuoca, sì, è bellissimo perché si usa dalle nostre parti. Verso Siano. A Siano, un melone fuoca. È sciuto russo o melone. Tra l'altro Lukaku sale a 7 reti, controllo un attimo, comunque nonostante tutto è un tabellino proprio di tutto rispetto, nonostante è assente, perde un sacco di pallone perché poi ci fa intossicare, cose oggettive, però a un certo punto o piazza o l'assist o gol e non fa niente, ci fa intossicare, vai, promosso. No, in effetti anche oggi Ian fino al gol non gli aveva fatto toccare fino al gol ci aveva fatto intossicare. E questo lo dici tu, diciamo? No, io vabbè, io sì, mi ero intossicato. Come dice Conte che comunque il Napoli gioca da squadra e non da singolo. Scusatemi, 8 Lukaku, 8 gol. E quindi al di là di 7-8 cambia poco, però Lukaku è un uomo squadra, fa salire la squadra, protegge palle e comunque si porta addosso degli uomini, hai capito? Anche se a volte in realtà in qualcosa può migliorare, perché lui è migliore di quello, perché spesse volte anche proteggendo palla la perde. Sì. E invece... la stoppa sempre un po' lontano. Però quando riesce a fare quando riesce a fare la buona cosa, poi riesce a fare anche il proseguo bene, diventa pericoloso nel proseguo. Se fa il primo movimento giusto ti aiuta anche nel secondo momento. Ha fatto il tiro che poteva ha colpito l'altro, vabbè, però ci sta, profondità tiro e poi il gol, vabbè, era lì, ma Spinazzola ha fatto un cross spettacolare. Noi eravamo lì. Proprio sotto e invece non credo che avete avuto l'opportunità di vederlo perché era sotto la tribuna stampa dopo il gol. Anghissà si è portato tutta la squadra sotto al settore ospite e poi non avete potuto vedere, ma ha preso lo stemma e l'ha più volte strattonato, poi lo rivedrete nelle immagini. Quello è un messaggio forte, un messaggio forte magari riferito a chi è scappato a gennaio. Non ce ne fottono un callo, però basta sì. Chi ci sta ci sta. Però diciamo una cosa. No, a proposito di Anghissà, vi è sembrata una partita alla Yaya Touré? Praticamente. Anghissà ha fatto allora, Anghissà, Lobotka. Mostre. Ormai è Xavi. Ma stasera è stato perfetto. Però cioè, non Anghissà proprio questa sera. Anghissà è crescito proprio perché c'è Anghissà lo conosciamo, no? C'era facendo una partita buona, poi la partita dopo, che ne so, un tempo lo giocava, l'altra era molto discontinuo. Ma ultimamente sta crescendo alla grande e questa è tanta roba. E il merito di chi è? Di Antonio Conte. Il merito è
per me Antonio Conte è la Serie A, voglio dire ai calciatori, perché stanno giocando, hanno trovato di motivazione. Merito di Conte che ha saputo motivare, ma anche loro, perché sono tornati quelli che erano 2 anni fa, perché sono questi che i nostri calciatori sono grandi, cazzo Lobo, Anghissà, Di Lorenzo, ma pure Juan Jesus, che cioè, i gol che abbiamo preso, diciamo che erano, tra virgolette, fortuiti. Lukman è un grande giocatore, Lukman, perché se l'è inventato. Ma poi tanti rimpalli vinti da parte. Comunque alla fine ci sta questi 2 gol, però diciamo il Napoli è una squadra, non è un singolo, è una squadra. E soprattutto non mi sembra affatto una casualità ciò che sta costruendo il Napoli, mi sembra tutto studiato scientificamente per arrivare al risultato massimo. Assolutamente sì, ma Conte l'ha dichiarato sin dall'inizio, che ha detto lui, ha lanciato un messaggio all'ambiente. Ha detto che il Napoli non gli piace parlare dei singoli, ma di squadra, si vince e si perde insieme. Il Napoli attualmente è una squadra, la vediamo tutti, difende e attacca tutti insieme, soffre tutti insieme, quando c'è da colpire costruisce quella manovra tutti insieme e arriva al risultato. Il risultato qual è? Voglio che attualmente il Napoli è primo in classifica e quindi bisogna dire a Antonio Conte che è un grande, è merito suo, è un grande merito di Antonio Conte. 50 punti, numero perfetto, però già da migliorare sabato. Sabato è la partita. Sabato è la partita. Ragazzi, io vi devo lasciare perché Assolutamente. sapete chi sono loro, quindi li faccio venire subito. Massimo, ci vediamo sabato. Ci vediamo, voglio fare un saluto a mia moglie Mary, ti amo, a mio figlio Emanuele, a mio figlio Antonio, a tutti coloro che mi conoscono, è un messaggio. Viva la libertà, libertà per gli ultra, bassa costo divieto di trasferta, perché chi è residente in Campania è figlio della Repubblica Italiana e ha diritto di assistere a un evento di calcio. Basta, viva la democrazia, viva la libertà, basta. Non si Io faccio per la prima volta un saluto ai miei figli e vi prometto che voi vivrete in serenità i prossimi anni. Papà ci mette tutto l'impegno. Mamma mia, mi hai un attimo. Ciao Carmine, ci vediamo presto. Ci vediamo presto, Marco. Ciao. Prima loro. Ma io una cosa volevo dire, sono stato contento che ha azzeccato l'uomo partita Lukaku. Prima ti ricordi che ho detto? Assolutamente sì. Guarda, sono proprio contentissimo. Grazie. Un grande Napoli e sono sicuro che questi punti non valgono 3 ma valgono 9. Direi. Venite qua, Giacomo, Filippo, venite. Forza Napoli. Club Napoli Città di Castello, ciao ragazzi. Grazie. Venite qua, venite. Filippo alla mia sinistra, Giacomo alla mia destra. Che onore. Vai qua, Manuele, Siamo qui con le autorità di Bergamo, di fatto. Giacomo Ricciardi, presidente del club Napoli Bergamo Azzurra, e con Filippo che è il suo, diciamo, responsabile delle trasferte, della logistica, Lead of Operations. Grande Marco. Partita clamorosa. Qui. Ma partita clamorosa, io guarda, ancora sono qui che ancora non ci credo, veramente. Ero fiducioso, però una partita vinta in questo modo qui, che si va su l'1-0 per loro, ribaltare, poi dopo prendere il pareggio e ribaltarla ancora e vincerla, è una cosa incredibile. Veramente è stata una grande partita del Napoli, una grande prestazione e devo dire che Conte veramente ci sta deliziando, ci sta deliziando con la squadra che mette in campo. Ti aspettavi Lukaku man of the match? Assolutamente sì, perché la sua condizione migliora sempre e sinceramente non lo fanno giocare, gli sono sempre addosso, lo buttano a terra, però appena lui ha lo spazio o per fare sponda oppure per correre verso la porta è devastante, ragazzi. Questa squadra non finisce di sorprenderci, è veramente una roba incredibile. Abbiamo vissuto la squadra di Spalletti che stradominava, però ragazzi io mi sto innamorando di questa squadra, mi sto innamorando di quello che sta dando Conte a questa squadra, cioè veramente due, come si suol dire, due cose cosiddetti proprio enormi. E facciamo parlare anche. Volevo dire questo, che qui a Bergamo crescono i tifosi del Napoli,
perché da piccolo hanno Napoli nel cuore. Come ti chiami? Qui Emanuele. Emanuele, allora, grande partita, ti aspettavi questa vittoria così clamorosa? Sincero no. Però ti aspettavi Lukaku che segnasse il gol decisivo? Sì. Quindi Napoli a 50, Atalanta a 43, i tuoi amici atalantini, cosa dirai? Godo. Perfetto. La signora qui è la moglie di Giacomo, non capisco. no, è una socia. è la moglie del nostro socio, ma anche lei è socia comunque. La socia, quindi la signora. E c'ha due, ecco lì, la figlia, vieni qua, vieni anche tu. Tanto per dire che qui a Bergamo crescono i futuri tifosi del Napoli da grande, ecco. Emanuele è qui, lei invece? Gabriella. Gabriella, sei parente di Emanuele? No. Le aspetta il fratello Diego. Che stranamente si chiama Diego. Emanuela, ti aspettavi anche tu questa super partita o ti ha sorpreso? No, noi siamo scaramantici, non parliamo, però oggi alla partita di calcio di mio figlio mi hanno detto te la mangi la colomba e io ho detto non parlo, ve lo dirò dopo. Hanno provato a sbeffeggiare. Tra l'altro diciamo, come si chiama il ragazzo che ti ha chiamato oggi? In pizzeria, che ti voleva sfottere. Hai capito? E io gli ho detto che l'Atalanta vinceva, ha vinto l'Atalanta, hai visto? Ho indovinato. Senti a me, volevo, se mi permetti, siccome siamo qua tutti quanti di Bergamo Azzurra, sono tutti soci, noi abbiamo un coro di Bergamo Azzurra, lo voglio fare per piacere. Bergamo Azzurra, la 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 la, Bergamo Azzurra, la 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 la, Bergamo Azzurra, solo maglie e città. E con questo coro voglio ringraziare Giacomo Ricciardi e tutto il club Napoli Bergamo Azzurra che quando vengono i napoletani qui li accolgono come se fosse casa loro, ci hanno fatto sentire è casa vostra, ci hanno fatto sentire a casa per tutta la giornata e ogni volta è sempre questo in positivo. È stato bellissimo condividere con voi dei momenti stupendi. E anche con l'operatore Fabio che è lì che ci sta riprendendo, grande Fabio. Ciro! Salutiamo Ciro Novellino. Ciro, a Felp non la tengo qua, non so staccio, la porta a Napoli. Sabato sto a Napoli a vedere Napoli-Juve e magari la porta a Napoli a Felp. Ciao. Grazie ragazzi, buonanotte. Buonanotte Ciao Azzurra. Marco. Buonanotte Azzurra. Vieni qua, amico nostro di Calciopoli 24, il bergamasco napoletano. Vinto il derby. Esatto, perché il derby, ma cioè 3-2, prima 1-0, poi 2-1, poi 2-2, 3-2. Partita da Conte. tiratissima. Dopo il 2 pari Io ho detto vabbè, se la pareggiamo tutto a posto. esatto, col rischio di poterla perdere perché forse questa insieme a San Siro con l'Inter è la trasferta più difficile. L'Apoli ha fatto 4 punti fra San Siro. Esatto, e abbiamo fatto una grande partita. Più 7, come vai al lavoro lunedì con i tuoi amici atalantini a più 7? Spero di stare in smart. Buonanotte Azzurra. Grande, Ciao. forza Grazie. Napoli sempre. Buonasera a te. Ciao, Venite. grandissimo Napoli, tanto criticato, Lukaku decisivo, è stata un'emozione incredibile veramente, questo è un Napoli veramente meraviglioso, un Anguissà mostruoso, un McTominay mostruoso, niente da dire, un grande Napoli e... Tu di dove sei? Posso Io sono di Padova, vengo a tutte le... sono capitano Napoli, sono abbastanza conosciuto sul web, allora saluto tutti i miei follower se si può. Assolutamente sì, vai. Sì. Insomma, è l'ottava trasferta di fila che faccio, ci siamo anche visti qualche volta, magari stati a Milano. Mi ricordo. La cosa è che tanto criticato Lukaku oggi decisivo. È un grandissimo giocatore, ricordo che nella storia del calcio è capocannoniere di tutti i tempi della nazionale del Belgio. È una statistica molto particolare che ho scoperto, che di tutte le nazionali del mondo, anche di quelli noi nativi, lui è il sesto al mondo come gol fatti nazionali, di tutte le nazionali di tutti i tempi, è il sesto posto, fa 3 gol e il quinto. Speriamo che continui così col Napoli. A Padova che si dice dei piani alti della Serie A? Sono tutti invidiosi perché l'unico che sono venuti a Bergamo sono là che si mangiano le mani. Spiace. Buonanotte. Amico. Ci vediamo la prossima, sarò anche per Napoli e Juventus. Vieni fuori alla tribuna allora che siamo fra Tribuna e Curva B. Sempre Forza Napoli. Forza Napoli! Grazie. Allora, innanzitutto voglio salutare tutti
Vai Fabio, vai, tu parla. Allora, voglio salutare innanzitutto tutti voi dalla redazione perché chiamo spesso al filo diretto, Calcio Napoli 24, sono Salvatore, chiamo dalla Calabria, sono napoletano ma vivo in Calabria e chiamo spesso alla trasmissione, a Vincenzo e a tutti i vostri, diciamo, collaboratori. La festa dei napoletani. tifosi napoletani. Giustamente, abbiamo vinto una grande partita, veramente, abbiamo vinto una partita, una battaglia abbiamo vinto, perché è stata durissima questa partita, veramente è stato un cardiopalmo, nei primi momenti della partita l'Atalanta ci aveva messo sotto, poi siamo riusciti a ribaltarla, poi a un certo momento l'Atalanta l'aveva pareggiata, sembrava che la potesse vincere e poi l'abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto, queste sono partite veramente che sono storiche. Abbiamo vinto una battaglia, non abbiamo vinto la guerra. Il gol di Lukaku ricorda molto quelli di Osimhen in certe determinate partite. Però aspettiamo, forza Napoli ragazzi, voglio salutare i miei figli, abbiamo vinto a papà, abbiamo vinto, c'ho 3 bambini a casa che sono tifosi del Napoli, abbiamo vinto, Matteo, Kevin, abbiamo vinto, Manuel, grazie. Grazie. Quasi commuovere, grazie, venite qua, venite. Ancora i tifosi azzurri. Vieni. Posso dire una cosa? La capolista se ne va è la prima cosa. La seconda cosa, io vivo qui da ormai tantissimi anni a Bergamo e c'ho un po' l'accento bergamasco. Voglio dire una cosa, vinceremo il tricolore, vinceremo. Brividi. Ciao amico mio. Forza Napoli sempre. Venite. Apriamo, venite. Era una grande partita, siamo venuti da Zurigo, siamo tifosi, sì, viviamo in Svizzera, da quando sono nato sono tifoso del Napoli. 30 anni a Zurigo. Nativo di Napoli? Nativo di Napoli, sì. Come vi chiamate? Federico? Luca, chi è stato l'MVP stasera? l'MVP per me è McTominay. Scott. Un aggettivo per David Neres. Corretto, è Politano. Politano ha fatto proprio una bella partita da avanti e dietro, ha segnato pure, ci ha dato motivazione. Ci ha risvegliato. Un aggettivo per David Neres. Incredibile. Sentite, sintetizza tutto. Sabato contro la Juve direi che diventa leggermente ancora più importante questa sfida dell'anno. Partita bella, speriamo che vinciamo 3 punti, continuiamo così e speriamo che arrivi al quarto scudetto. Vedremo. Ragazzi, buon ritorno a Zurigo. Sì. Grazie. Ciao. Domani, con calma. Venite. Allora, vieni uno a destra, vieni qua. Allora, nel prepartita eravate un po' tesi. Molto scaramantici. Visto l'andamento della gara. Allora, io non l'ho detto all'inizio, ma noi ogni volta che veniamo allo stadio il Napoli vince sempre, quindi ho preferito dirlo alla fine. Fantastici, bellissima, partita stupenda, bellissima. Un Lukaku che ha fatto molto movimento, McTominay che è uscito fuori anche nel secondo tempo come Anghissà. Anghissà per me è stato il migliore in campo. Nel secondo tempo. L'ho paragonato al miglior Yaya Touré questa sera. Sì. Era ovunque. Vintoso, fantastico, la squadra cinica, bella proprio bella da vedere, finalmente, un gran bel gioco. Allora, me l'avevate quasi promesso nelle prepartita, quindi lunedì si va a scuola con la maglietta del Napoli. Sì, giusto. Sotto, sopra. Sì, giusto. Ho anche la tuta io. Sì, tutto. Promessa. Promessa. E debito, pure tu me la prometti. Sì, prometto. A questo punto 50 punti bisogna sognare. Si può sognare, come ha detto Conte, bisogna tenere i piedi per terra. Perché ogni Però come si fa a tenere i piedi per terra? Si tiene, testa bassa e pedalare. Questo è vero. Testa bassa e pedalare e basta. Così, veramente così. Grazie a voi ragazzi, gentilissimi. Ciao a tutti, vi seguo sempre. Ciao, grazie a voi. Ciao. Mettete le foto sui social, poi mi racconto. Allora, tu come ti chiami? Diego, ovviamente un nome e una garanzia. Il fratello della ragazza. Ti aspettavi questo Lukaku decisivo che di solito non è proprio sempre decisivo? ci avevo sperato molto su Lukaku. Hai visto tu proprio sotto al settore ospiti Anghissà che dopo il gol si è stretto lo scudetto sotto il settore ospiti. È stato un bel gesto, no? Sì. Sei felice? Sì. Non sembra. Diego, mi urli un Forza Napoli, vai, al mio 3, 1, 2, 3. Forza Napoli! Ecco, bravo Diego, dai, dammi il 5, buona serata, buonanotte azzurra, ciao, come ti chiami? Ciao, sono Gennaro, io sono deluso e amareggiato perché vuoi per motivi tattici, vuoi per motivi tecnici, ci ammarate 3 pallone.
Già immaginavo che sarebbe finita in questo modo. Gennaro, dove hai visto la partita? È in tribuna, stavo in tribuna. Quindi contornato. Contornato da tanti napoletani e pure tanti bergamaschi. Diciamo che gli abbiamo ridato i gol che ci hanno dato agli all'andata. E sì, 3. E va bene così. Però adesso l'Atalanta è a -7. -7 e inizia a fare freddo. Sì. A Bergamo fa freddo, È inverno e fa freddo. Sabato è la partita delle partite che diventa ancora più importante perché con 3 punti in cascina. Ma ti dico la verità, io penso che oramai il Napoli deve pensare solo a se stessa e le altre devono iniziare a avere paura del Napoli. Quindi sabato 3 punti e va bene così. Gennaro, tu sei di qui? O... No, io sono di Napoli e vivo a Bologna. Ah, Bologna, quindi comunque quest'anno il Bologna che va bene, va benino. Non mi interessa. No, perché poi ci sarà Bologna-Napoli che sarà decisivo. 6 aprile, decisivo, no? Aprile direi che... Ah, già stiamo, va bene, non ti preoccupare, se tutto va bene, bravi, se tutto va bene ci divertiamo. Ciao ragazzi, forza Napoli. Buonanotte a Ciao. tutti. Ciao. Grazie mille, grazie a voi. Qualcun altro che... Ah, sì, un tifoso assolutamente sì. Ok, Paolo. Allora. No, non ho spicci. Comunque, leggevamo prima sui social, grazie a Fabio Giuranelli dal coordinamento, oltre che dalla videomaker anche coordinamento, dicevamo a Capodichino, almeno secondo quanto riportato dai colleghi della RAI con Antonello Perillo, quindi, sembra che si stia diciamo, scatenando un tam tam per fare la stessa accoglienza come dicevamo prima, no? Antonello Perillo riferisce che potrebbe esserci un'accoglienza calorosa intorno all'1:30 quando il Napoli atterrerà a Capodichino. Diciamo, essendo sabato sera c'è gente per strada a Napoli, come tu ben sai. Sarebbe stata anche la domenica Anche sera, di anche il martedì lunedì, sera. anche di martedì sera, anche di lunedì. Ma è ovvio, ma se all'andata ci sono tantissime persone che vogliono una vittoria, poi si vince, è ovvio che questo modo clamoroso. In questo modo, è ovvio che poi cioè ce ne saranno secondo me il doppio di quelli che c'erano ieri, quando hanno salutato appunto il Napoli. In bocca al lupo ai dipendenti GESAC e ai vigili urbani e alla polizia che sarà lì.